Marilena Marino e da diversi anni presso il D4A dell'Università degli Studi di Udine mi occupo di tematiche connesse alla presenza dei microrganismi negli alimenti. I microrganismi sono da molti considerati delle entità biologiche da temere. In realtà questo è vero solo in parte e ve lo vorrei dimostrare parlando del microbiota umano, che è l'insieme di tutti i microrganismi che vivono in simbiosi all'interno e sulle superfici esterne di ciascuno di noi. Si tratta di un esercito molto nutrito, fatto di virus, lieviti, funghi, addirittura parassiti e ovviamente un gran numero di batteri. Sono proprio i batteri l'entità biologica sui quali sappiamo di più. Una delle cose che sappiamo è che ciascuno di noi ne ospita mediamente nella fase adulta della vita mediamente 38 mila miliardi sul proprio corpo e all'interno del proprio corpo. In realtà la maggior parte di questi microrganismi è contenuta nel tratto gastrointestinale, in particolare nell'intestino. Nell'intestino il microbiota svolge diverse funzioni e si tratta di microrganismi molto operosi che svolgono attività veramente sorprendenti, ci proteggono dalle infezioni, contribuiscono a modellare e sviluppare il nostro sistema immunitario, producono vitamine fondamentali che altrimenti non saremmo in grado di produrre autonomamente e ci aiutano soprattutto a digerire gli alimenti, lavorando in maniera incessante per permettere l'assorbimento dei nutrienti che introduciamo attraverso la dieta. Possono addirittura influenzare il nostro comportamento. Non è ancora chiaro se esista e quale sia il microbiota perfetto, cioè quello migliore. Quello che si sa è che un microbiota molto eterogeneo, associato a uno stato che chiamiamo solitamente eubiosi, sia abbinato maggiormente a uno stato di salute e di prevenzione di diverse malattie cronico-degenerative. Mentre in condizioni di infiammazione il microbiota è generalmente molto meno diversificato. Si parla in questo caso di disbiosi. Numerosi sono i momenti della vita nei quali si hanno delle grosse modifiche della composizione del microbiota e delle sue caratteristiche. Sicuramente il primo momento è quello della nascita. Un parto naturale o un parto cesareo contribuiranno in maniera diversa alla creazione di questo microbiota. Successivamente altri momenti importanti sono sicuramente quelli dell'allattamento e quelli dello svezzamento e nell'età adulta i principali diciamo, momenti, i principali aspetti che possono contribuire alle caratteristiche del microbiota sono legati a particolari stati di malattia o l'assunzione di medicinali, in particolare di antibiotici. Ma la dieta è sicuramente uno dei principali drivers della diversità del microbiota intestinale. Generalmente una dieta ricca di alimenti di origine vegetale, che quindi contenga molti legumi, frutta e verdura, è generalmente associata a un microbiota molto diversificato, che in grado di produrre diverse sostanze utili alla salute e al benessere, in particolare dobbiamo ricordare gli acidi grassi a corta catena. Uno di questi, l'acido butirrico, è essenziale per proteggere l'intestino dalle infiammazioni e per contribuire a prevenire l'insorgenza di tumori. Lo studio dell'effetto della dieta e quindi degli alimenti sul microbiota intestinale solitamente viene condotto in laboratorio, in vitro si dice, allestendo delle opportune fermentazioni, quindi mettendo a contatto un microbiota di origine intestinale con un determinato alimento, che il microbiota intestinale si occuperà di fermentare. Attraverso studi di questo tipo è possibile dedurre, ad esempio, quale sia l'effetto di un particolare alimento sulla biodiversità, quindi sulla eterogeneità del microbiota e sui metaboliti che questo microbiota produce. Questo è quello che stiamo cercando di capire all'interno del progetto Il tempo della mela. La mela contiene almeno due importanti categorie di sostanze che arrivano indigerite
al microbiota intestinale e che quindi sono a disposizione di questo. E queste categorie di sostanze sono le pectine e i polifenoli, che sono contenuti all'interno della cellula del vegetale. Circa un terzo della produzione mondiale di mele viene consumata non come mela fresca, ma viene consumata trasformata in succhi, bevande fermentate o derivati pastorizzati o congelati. E nonostante la grande quantità di informazioni che abbiamo sull'influenza che hanno le pectine e i polifenoli nel mantenimento del benessere e della prevenzione di alcune malattie cronico-degenerative, quello che non sappiamo ancora è come gli interventi di trasformazione, che per esempio trasformano una mela in una purea, possano impattare, possano influenzare la quantità di pectine e polifenoli che raggiungono non modificati il colon e quindi possono essere utilizzati dal microbiota intestinale. Uno degli obiettivi di questo progetto è quindi proprio studiare il destino della frazione polifenolica e delle pectine contenute nella mela fresca e nei suoi derivati nel corso di un processo digestivo e capire se e in che misura queste trasformazioni tecnologiche operate sulla mela fresca possono influenzare il microbiota intestinale e le sue caratteristiche. Le informazioni che ci aspettiamo di ottenere potranno essere utilizzate per lo sviluppo e la messa a punto di tecnologie di trasformazione che vadano nella direzione dell'ottenimento di prodotti che migliorano la salute del consumatore.